qui a Radio Padania, Io mi ti faccio fai venire. prendere anche la televisione, che chi vuole vederci ci vede, no? Così, in tutta la nostra interezza di vecchietti. Oh, Di di vecchietta vecchietto tu. sarai tu. Io, Io io sono sono una senza capelli signora sono matura. senza capelli come Bisio, come gli altri, come tanta Beh, altra certo. gente. Poi adesso c'è Pelato. anche Zingaretti, Sì, anche che ci dà un Zingaretti. un bel... Quindi sono giovane come loro, non c'è niente da fare. Senz'altro, senz'altro. Mi fai venire qui e poi mi dice vai via, vai via. No, dico, mettiti d'accordo. Vabbè. Cosa vuoi? Ma saluta cosa sto vuoi? pubblico o no? Ma salutiamo, non saluta, salutiamo tutti. Il pubblico, i radioascoltatori naturalmente per primi, perché insomma meritano, sono loro i nostri fruitori di questa trasmissione, e poi naturalmente come sempre i nostri carissimi amici che sono Cesare Berit e poi Cesare Berit e poi non so, per esempio anche Cesare Berit e poi basta. Ma continui a dire Cesare Belli, ma Sì, ce no, ne non sono ho degli fantasia, altri. non abbiamo, ma non Stamattina sei abbiamo... proprio giù, Io sono giù, sei sto giù, sei benissimo. giù stamattina. Sarà perché ieri sera hai visto la trasmissione, quella lì Sì, di come si chiama? Brignano. Ah, guarda, una roba. Io vorrei sapere se siete d'accordo con noi. Io l'ho trovata noiosa, monotona e inutile. Io direi Posso soporifera, perché dopo 30 secondi, non minuti, mi sono addormentata subito, perché a me poi, devo dire la verità, tutti questi monologhi così logorroici, oltretutto su argomenti che non fanno ridere, che non mi interessano, non fanno ridere perché non mi interessano le abitudini sulla pasta asciutta, non mi interessano, ecco, quindi... No, come non ti interessano le abitudini sulla pasta asciutta? No, non mi interessa. Guarda, io ho portato un libro di sì. ricette. Vedi come siamo d'accordo. Ho portato un libro di ricette milanesi che hanno il nome in inglese, anche vengono fatte in Inghilterra. Allora non la so, per esempio, esempio non so questa qua, la culatta alla certosina. La culatta è la parte del sedere, la chiappa, no? Questo lo immaginavo. Allora, ma... la culatta alla certosina in inglese è chiamato braising stick alla certosaina. Ma dov'è che leggi in inglese? Braising stick alla certosaina. Non so, per esempio, prendi un altro piatto, prendi il fegato alla milanese, liver, che in milanese dice fegato alla milanese, liver alla milanese, alla mailainese, costolette alla milanese, fried well cuttles, che è cotoletta alla milanese. Allora io la leggo in italiano, tu la leggi in milanese e io la leggo in inglese, va bene. Ceci e tempia di maiale, dai? Schisgere e tempia de Purcell. Schisgere e tempia de Purcell. Chickpeas and pig's head. Hai capito? Vorrei un chickpeas e pig's head. Hid, perché vabbè. Credo. La cassola. Pork ribs with cabbage. Pork ribs with... No, ribs with cabbage. Infatti dice, guarda, ma che figuraccia leggere in inglese, senti la cassola, netta il champette e i cudec de maial cui brusati, poi raspi bene alla fine e alla fine lavi. Guarda come si dice in inglese. Clean the throttle in the sky by singing, scraping and finally washing. Cut the trotter into Lincoln Boil. Io leggo un po' l'inglese e la milanese, hai capito? La cassola, allora va bene. La cassola, gli ingredienti: pulisca lo zampetto e le cotenne di maiale iniziando a bruciacchiarli, raschiarli e poi infine lavarli. Spacchi in due per la lunghezza lo zampetto e in una pentola lo faccia lessare per 60 minuti a fiamma moderata con le cotenne. In un'altra casseruola metta un grosso pezzo di burro e una cucchiaiata di olio, faccia imbiondire la cipolla. Aggiunga le costine di maiale, le condisca con sale e pepe e le lasci ben rosolare per 30 minuti. Le bagni col vino bianco che lascerà evaporare a fiamma viva. Quando il vino sarà asciugato, unisca alle costine il sedano e le carote, lo zampetto e le cotenne.
Incoperchi e a fiamma moderata continui la cottura per ancora un'ora. Durante questo tempo mescoli sovente e se la salsetta dovesse asciugare oltre misura, bagni con alcune cucchiaiate di brodo cottura dello zampetto e delle cotenne. Si accerti di aver ben lavato e fatto ben asciugare le foglie delle verze, le metta nella casseruola, unisca la salsiccia bucherellata in più parti, facendo in modo che venga coperta il più possibile dal sugo. Copra nuovamente il recipiente e termini la cottura dopo 25-30 minuti. La cassola dovrà risultare magra, quindi tolga di tanto in tanto durante la cottura il grasso che si formerà in superficie. Al tempo stesso questa pietanza dovrà presentarsi piuttosto densa, poco brudosa e tachenta, cioè appiccicosa. È un piatto che va servito caldissimo nei giorni d'inverno e a piacere con la polenta nei giorni d'estate. C'è una settimana per preparare questa roba, 30 minuti di qui, un'ora di là, ma non è un piatto comodo, assolutamente. Ma leggi magari... It's a dish which is served very hot in winter days and goes with polenta. La polenta si dice polenta in inglese. Certo. Bollite visti, mixed boiled meat. Beh, insomma, chi se ne frega. Gli asparagi alla milanese. Che noioso. Sparghi alla milanese, asparagus alla milanese. Ma no, dai, ragazzi, ma un libro Milano a tavola delle edizioni Meraviglie. Ma certo, ma è vecchio, un vecchio libro, questo qui è un vecchio libro. Tortelli di carnevale alla milanese, qua c'è la ricetta. Vabbè, sai come si dice in inglese? Mi hai stufato. Carnival fritters alla milanese. Ti ho stufato come... Mi è stufato ieri sera il nostro amico che con quella trasmissione. Sei riuscito, ma com'è possibile? Quasi lo stavi superando. Allora, a proposito di porco, che poi è il maiale, l'homme e il pourchel, le sempre belle. Hai capito? Ma vai a trovare questo proverbio. Dai, di qualcosa che io vado a trovarti il proverbio erotico. Ma non lo voglio erotico. Senti, te ne dico una che è veramente... No, stai attento, per piacere non essere volgare di prima mattina. No, attenzione. È il tempo, è il cul. E i sure fanno quel che vuole in loro. Comunque, caro Brivietti, qui la discussione a proposito di ieri sera è proprio veramente, sai, è una trasmissione per quanto mi riguarda veramente soporifera. Sì, va bene, abbiamo già detto. No, non c'è una fantasia. Ti cantano una canzone e cantano Roma non farà stupida stasera. Allora... È come dire, cantiamo una canzone. Però io volevo che adesso Roberto dessi i numeri di telefono. E perché? Perché vorrei veramente sentire se questa è solo una nostra, se c'è qualcuno che ha piacere di farci la telefonata. Voglio proprio sapere se c'è qualcuno che la pensa come noi, oppure magari qualcuno che è entusiasta. Allora in questo caso lì siamo due cretini. Guarda da dove Baldi ha preso la sua canzone. Il numero di telefono. Daglielo sto numero di telefono. Numero 02 6620 3529. Ancora una volta, grazie. 02 6620 3529. Perfetto, sentiamo se qualcuno perché non gli hai fatto dire una terza? Dai, dillo una terza volta, avanti, forza. Roberto, un'altra volta, vuole che lui... Non c'è due senza tre. 02 6620 3529. E adesso... senti da che proverbio erotico il Baldi ha preso la sua canzone. 100 cu, 100 crap, 100 cu di chap. Disenciap, no, Disenciap, no, tu hai Disenciap, ma che dice? Ha detto Disen sì o no? Dai, ma vai via. Ha detto Disen. Disenciap, no, non hai detto 100 teste, 100 teste sono 100 crappe. 100 Q Disenciap, no, che è così chiaro. Hai sbagliato, scusa. Ad ogni modo, i grassi? Io vado di là, non ce la faccio più, mi hai rotto un pochino. I grassi gli fanno i sans e i tousin con Joy Mudant. I grassi? I grassi, le grazie le fanno i santi e le donne con giù le mutande, hai capito? Ho capito, le grazie. I grassi. Senti, io volevo, ecco, a proposito di amici, volevo salutare il nostro carissimo, ma proprio carissimo amico Renato Dal Compare, anzi, mi piacerebbe chiamarlo... Adesso mettiamo su una canzone e poi lo chiami, va bene? Sì, ma bisogna dare il numero, ecco, appunto. Dai i numeri, no? Beh, stavo dicendo comunque che vorrei chiamare il nostro carissimo amico Renato Dal Compare,
è un amico che io ho dalla preistoria, perché io avevo pochissimi anni, avrò avuto 15-16 anni quando l'ho conosciuto, e quindi, ed è una persona deliziosa e fantastica. Siccome ieri ha avuto un importante intervento, vorrei salutarlo. Intervento già in piedi. In diretta, sì, vabbè, grazie a oggi, con le cose che fanno oggi, caro mio. Vabbè. Passiamo ora a canzoni decisamente popolari, ma dal piglio comico. Questa è la storia del poulireux, pollivendolo, pollaiolo. Non solo gira per vendere i polli, ma per pizzicare le cosce delle massaie. Caro. Caro. Senti, caro, Dimmi, tesoro, sì, tesoro, senti, ma dimmi. perché tu a un certo momento non ti dai da fare con me almeno una volta alla settimana? Una volta. E non una volta per stagione, come capita spesso a te, hai capito? E poi dipende. E poi dipende anche da lì. Detto che... Ricordati soltanto una cosa, questo si ricordino tutte le coppie che ci stanno ascoltando. Vena al dì la fa morì, vena per settimana la risana. Vedi, carina. Carina, molto carina. È molto carina. E anche pulita, devo dire, perché... Sì, davvero. Sì. Lattusa? No. No, poi non la so. Va bene. Vabbè, se mi dice lui no, vuol dire che è terrificante. No, è perché è difficile da mettere insieme. Questo sogno e pet se lasciano in letto. Oh, Madonna, stai attenta a cosa dici. Sogno e tette, non mica allora, quello che dici tu, posso dire anche tette o no? Ma come sei antipatico, mamma mia. Quella è troppo lunga. No, ma questa qui per esempio è un proverbio che va bene per tutti gli uomini, le coppie che in questo momento ci stanno ad ascoltare. Attenzione, fino ai days el cres de pes, dai 10 ai 20 el tira per istinto, dai 20 ai 30 el tira che spaventa, dai 30 ai 40 è il tira che li incanta, dai 40 ai 60 è il tira mal se incanta, dai 60 in su se il tira è un po' di più. Pronto? Grazie. Buongiorno. Buongiorno signore. Signor Cavallotti, come sta? Benissimo, benissimo. Sono ancora qua in vestaglia perché beato te. Senti, volevo fargli dire a Roberto, in milanese 505 ubriachi. 505 ubriachi? No, Cincincinciuc. Cincincinciuc. Va bene. Senti, ma tu adesso dove sei? Scusa, adesso sono in casa perché sono stanco, tutta settimana penso a cosa dovrei lavorare. Già. Ecco, adesso il sabato riposo. È giusto, mi sembra giusto. Cos'è che... Perché dice, quando l'uomo riposa, no?
la mia le senza posa, ti capisco cosa vuol dire? No, è pessima, Brivio, sei stato pessimo. No, va bene, d'accordo. Moscio da morire, moscio in tutti i sensi. Si ricordi quel signore che ci sta ascoltando che il ciulato può mangiare e il fabendo ma per fa, va bene? Ma sentilo. Cesare, salutami tanto ma perché ha detto prima ricordati e poi ha detto quelle cose lì? Guarda, siamo tutti nella stessa bar. Va bene, non vi rubo tempo, dai. Ciao Cesare, ciao, grazie. Pronto? Pronto, ciao Betty, buongiorno Brivio. Buongiorno. Senti, io ho da dire due cose. Allora, un forte abbraccio alla Betty che era amica da quando avevo anch'io 14-15 anni, andavamo a scuola assieme. Giorgio. Sì, sono Giorgio. Ah, che bello, grazie. Dimmi. Ecco, volevo appunto salutarti, farti un po' di auguri. Grazie. E soprattutto perorare perché dico mezz'ora è poca mezz'ora è poca. Bisogna fare almeno un'oretta, dai. Bisognerebbe che qui... Non avete il tempo voi, ma perché? No, le mica questioni di tempo, le questioni di fià, le questioni di fià. Perché sei vecchio, per me no. A proposito di fiato, ne so una anch'io, si può dire, certo. e se mi spurca. Mi raccomando, sporca. Ma no, sai, giudica tu, è maliziosa, no? Ma ecco, vabbè, dai. Comunque, il milanese. Allora, la lingua iman gan sempre vintan. Ah, bella, carina. Quella è molto vera, bellissimo. Va bene, allora vi abbraccio. Grazie Giorgio. Un bel bacio. Grazie, volentieri. Ciao, a presto, ciao. Allora, abbiamo i nipotini forse? Pronto? Oh, buongiorno. Buongiorno. Ero già al telefono. Sì? Mentre stavo parlando. Perché ti ha tenuto lì in sospeso, Come stai? Bene, tutto a posto, tutto in ordine? Sì. Ieri sera so che hai avuto un amichetto a cena, vero? Sì. Vi siete divertiti, mi immagino. Mi ha aiutato. Sul gioco di Batman. Mi ha aiutato a sconfiggere Joker. Sì, caspita ragazzi, ormai siete scatenati con questi giochi. Mi ha soltanto le mutande. Allora? Pronto, amore? Allora, cosa fai di bello oggi? Andiamo al parco di Ponda. Non è vero, non lo sappiamo ancora. Ma il parco dove? Che parco è? Del Caretto di Schiena. A Varallo Pombia, ho capito io, vero? Ho capito. A Varallo Pombia, Andrea? A Varallo Pombia andreste? No. No, non ho capito allora in che parco vuoi andare. Vabbè. Non lo sappiamo ancora. Vabbè, allora ci sentiamo più tardi, così poi ci mettiamo in contatto. Senti, amore, io ti mando un bel bacio a nome anche di tutti i Radio Padani ascoltatori. Stamattina Topicco verrà a piovere. Va bene? Amore? Ciao tesoro, passami Angelica che le faccio un ciao ciao. Ciao amore mio. Ciao. Ciao nonna. Ciao amore mio, come stai? Ma che bella voce stamattina. Dove sei? A casa. Ecco. Come? Io sono al parco e qui nudo al parco. Non è vero. Dove sei al parco? Nudo al parco? Sì, Andrea. Come? Nudo a casa, non al parco. Al parco. A piedi nudi sul parco. Senti, Andrea, sei bambino. Stamattina fa lo show l'Angelica. Va bene, okay. Va bene amore, ciao, un bacio. Stammi bene, un bacione a tutti e due. A tutti di Andrea.
Come? Non capisco bene, non sento bene. Va bene. Va bene. Tutti ridono di Andrea. Ah, vabbè. Ciao amore, bacione. Ciao tesoro. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, ciao. Ciao. Allora, senti questo proverbio, cioè non è un proverbio. Ma stamattina proprio sì, solo sul proverbio. È un proverbio che mi diceva sempre Massarella, Piero Massarella, allora, nel libro che sto finendo di scrivere con lui. Oggi vedo Bruno Prosdocimi, il caricaturista che mi porta una vagonata di caricature. Vorrò farmi fare una anch'io di caricatura. E ti metto dentro, alla fiera del fumetto, no? E allora Massarella diceva sempre, quel che il dà, quel poc che il ga. Quel che il dis, quel poc che il sa, quel che il fa, quel poc che il può, a leonom de rispettà. È vero. È vero. Bello, molto bello. Molto bello. Vabbè, allora, cos'è questo invece? Ma no, questo qui è i donni. No, non mi interessa, non mi interessa. Ecco. Va bene, senti, hai per caso riprovato? No, ma niente. Allora, quali sono... tra due amici, no? La storia. Quali sono i migliori anni della tua vita? Quei 10 che vanno dai 28 ai 30. Niente male, poi. È inutile chiamarle mutande se non ve le cambiate mai. Anche questa è molto carina. Certo. Poi una bella risata. Se lo avesse detto, se ieri sera. Faccio come l'Angelica che rideva. Se ieri sera avesse detto almeno una di queste frasi qua, la gente avrebbe riso, e non fare quel tormentone politico al finale che voleva essere Crozza senza essere Crozza. La moglie del flautista partorì anzitempo e diede alla luce un ottavino. Non male, Poi? L'idea di sostituire il soprano malato con 2 mezzi soprani si rivelò disastrosa. Ma senti questa che bella. Il cieco non teme l'infarto, occhio non vede, cuore non duole. Carina, eh? Tu pensi che queste qui negli anni 60 facevano sbellicare la gente. Adesso, insomma, sono un po' passate, perché le abbiamo dette tante volte. Da 2 genitori con gli occhi azzurri non può nascere un bambino con gli occhi scuri. Se a voi è successo, il bimbo non è vostro. Adesso te ne dico una io. Sì, va bene. Quando il tempo stringe, fa un male della Madonna. Poi vediamo. Ritorna a casa affamatissimo, corre in cucina, apre la dispensa e trova i fratelli Fabbri. Il vostro, questo va bene per Natale, comunque, il vostro amico Pino sostituirà quest'anno l'albero di Natale. Ecco, bene. Poi ce n'è? Vabbè, vedete, sono quelle cose, sono le frasi del Mazzotti che sono state pubblicate nel libro Meglio bastardi che mai, dal diario di un cane sporcaccione, che nel capitolo che io ho scritto questa sera sul 1969, dove prendevo anche il 1973, che era l'anno del divorzio, raccontavo di quando l'abbiamo fatto io, Paolo Pusilino, Elena Sedek e Augusto Mazzotti al Teatro Filodrammatici di Milano, e abbiamo spopolato. Per la verità l'ho fatto anch'io nei camerini dietro con la bambina che era appena nata, sì. Che continuava a piangere, ma insomma il mio destino è sempre stato quello lì. Io dovevo tenere i bambini in teatro da quando ho conosciuto lui, prima i miei, poi i nipoti. Io ho sempre tenuto tutti i bambini dietro le quinte, continuando. Senti Ilaria, questa qui come bella. Ilaria è di là dal vetro. Sì, no? certo. Allora se ride lei la facciamo ridere dai. Un po' tutti, va bene, attenzione, assieme a Roberto. Dai, presto. Nonostante la Repubblica, c'è in Italia un re dal quale vanno tutti.
Infatti nel nostro paese vanno tutti a Remengo. Va bene, dai, anche questa settimana siamo giunti ma io alla ho portato fine. 3 canzoni e ne abbiamo fatta sentire una. Che rompiscatole, ma sai che sei anche maleducato e villano? Io sto parlando e continui a interrompere. Ma non ti interrompo, mi inserisco. No, mi rompi e mi interrompi, capisci? Sto salutando, sto dicendo che ci vedremo, ci sentiremo la prossima settimana. No, ci vedremo, perché abbiamo anche il video, sono giusta allora. Sì, ci vedremo, ci sentiremo la prossima settimana. Adesso spogliati. Auguri. Come sai fare tu? Non fai neanche la canzone, ma andiamo. Ma ti pare che una signora come me si spogli qui, in questo posto meraviglioso? Ma... Potresti anche vestirti, come sai fare tu. Ma allora rivestiti, non spogliati. Ma no, spogliati, perché almeno così abbiamo un brivido. Sì, io ce l'ho lo stesso, sempre freddo, come tutte le donne. Un brivido blu. Ma fammi piacere, con te vicino il brivido blu. Che non ho provato nella trasmissione di ieri. Quando incontrerò l'amico lì, mi odierà a morte, perché ma gliela distruggo. Non ci si può presentare facendo una serie di 50 primi piani, li ho contati. Solo primi piani, ma perché? Perché non c'era altro. Ma non è vero, L'unica canzone che ha cantato a Roma non fa la stupida della bionda, c'è una bella sventolona che poverina è lì, proprio si vede in prestito assolutamente alle primissime, non prime, primissime armi, in più pure straniera, per cui fa anche fatica a inserirsi, però una bella sventolona, accidenti ragazzi. E cosa vuol dire per la tua età? Lo so che cosa vuol dire, ma darmi colpi, ma gli altri spettatori, ma lo sai che gli altri spettatori invece aspettano le sventolone. Ciao a tutti, andiamo avanti, non rompermi le scarpe, fuori dai. Ciao. Avete ascoltato Giù col morale. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano.